allora eccoci qua per la nostra rubrica del Memento, come si diceva prima della pubblicità. Questa sera torniamo a occuparci di sanità veneta, ma non solo, anche veneta. La settimana scorsa avevamo parlato degli specializzandi e della delibera della Regione Veneto che proponeva l'assunzione degli specializzandi e non solo degli specializzandi, per il pronto soccorso e il reparto di medicina. Adesso le regioni italiane proporranno al Ministro della Salute Speranza questo stesso tipo di progetto per risolvere il problema della carenza di medici. E allora io presenterei il nostro ospite che ci aiuta un po' a capire che cosa sta succedendo e che cosa comporta questo tipo di cosa. Buonasera al professor al professor Avruscio, Giampiero Avruscio, sì. Chiedo scusa, ma momentaneamente infortunato. La ringraziamo di essere qua comunque per spiegarci allora un po' questa iniziativa. Come viene valutata dall'ambiente medico? Guardi, stiamo vivendo un periodo, io direi, tragico per quello che è la sanità pubblica ospedaliera in Veneto, come anche in altre regioni. Ma io parlo del Veneto perché il Veneto è sempre stata una sanità di eccellenza per storia, per cultura, per tradizione, per organizzazione a livello anche extraregionale, europeo, eccetera. Però da molti anni, io sono presidente del sindacato dei primari ospedalieri dell'azienda ospedaliera, ma indipendentemente da questo i medici hanno lanciato già da anni il segnale di allarme che qualcosa non andava in questo senso. Però sa, qui c'è una grande responsabilità della politica che ha operato un po' la politica delle tre scimmiette: non vedo, non sento, non parlo, ma i segnali c'erano già da tempo. Quali segnali? Sono presto detti. Vede, noi paghiamo, l'Italia tutta e il Veneto, paghiamo un sacco di tasse. Insomma, uno che è dipendente pubblico, insomma, a secondo, per carità, del reddito, ma arriva a pagare anche il 43, il 50% di tasse, quindi uno si aspetta che poi abbia anche dei servizi. Non è come in America, in cui uno paga poco tasse e lo Stato dice però per alcune cose te la vedi tu, ti fai delle assicurazioni. Qui il discorso è diverso. Ma da anni cosa sta succedendo? Basta vedere. In Regione del Veneto, a parte il ticket, che diciamo è la tassa statale, il Veneto ha imposto anche un'altra tassa, che sarebbero i 10 euro per ogni ricetta. Per cui succede che per alcuni esami, e per alcuni esami strumentali o anche prelievi di sangue, conviene molto di più andare sul privato, dove non ti fanno pagare quei 10 euro che vanno di tassa sul ticket, e quindi costa anche di meno rispetto all'ospedale. Cosa voglio dire? Voglio dire che qui si sta picconando il sistema pubblico ospedaliero, per cui si sta alimentando e sponsorizzando molto la sanità privata o privata convenzionata, che tanto è sempre la Regione a pagare. Voglio dire, la Regione fa concorrenza a se stessa. Non c'è più una casa di cura che sia privata. Una volta a Padova esisteva la Morgagna e la Diez, se vi ricordate, non erano esclusivamente private, c'era una concorrenza fra pubblico e privato. Qui non esiste più concorrenza, una sana concorrenza, perché è tutto pubblico, per cui anche le strutture private sono pubbliche. La differenza qual è? Io amo anche, sono un liberale, voglio dire, di fondo, per carità, non è che sono uno statalista. Però è vero anche che la sanità privata ha lo scopo di lucro, nel senso che deve anche guadagnarci, e quindi va a fare le cose che più convengono. Un ospedale, tu puoi fare 10.000 interventi, ne puoi fare uno, tanto sempre quello è, non è che insomma sulla base di questo. E sta succedendo che il medico ospedale, quando uno ha un problema serio, dove va? Va in ospedale. Va a pronto soccorso, nonostante la ricchezza di sanità che abbiamo sul territorio. Abbiamo i medici di medicina generale, abbiamo gli specialisti ambulatoriali, abbiamo i pediatri di libera scelta, abbiamo una serie di strutture anche, però succede che quando è un problema serio vai in ospedale, vai a pronto soccorso. E cosa succede? Che i medici ospedalieri
sono poco valorizzati, scarsamente valorizzati. Lei pensi che un medico all'inizio della sua carriera, per i primi 10 anni, e parlo di chirurghi, neurochirurghi, chirurghi vascolari, c'è gente che è in sala operatoria che insomma ha il rischio della vita del paziente e anche la sua a livello professionale e della sua famiglia, guadagna 2.500 euro netti per i primi 10 anni. Ma noi non possiamo avere una sanità a basso costo. È chiaro che questi giovani, gli specialisti non si trovano e preferiscono altre strade. Si sta verificando che ci sono medici del pronto soccorso, e questo non si era mai verificato negli anni, perché fare il medico ospedaliero insomma era appagante, aveva un ruolo significativo. Adesso non più, preferiscono licenziarsi per andare a fare i medici di base. Ecco, ma allora Avruscio, veniamo a questa iniziativa delle regioni. Adesso che cosa vorrebbe dire se dovesse passare? Avere sempre una sanità. Allora, guardi, l'assunzione di 10.000 medici. Non c'è verso, se non si passa attraverso la valorizzazione del medico ospedaliero, qualsiasi soluzione pensata, che siano far ritornare i pensionati, che siano assumere giovani non ancora specializzati, eccetera. In Veneto si dice le pesa il tacon del buso, e questa è la verità. Perché lei pensi, allora le faccio questo esempio: un medico specialista in medicina interna, quindi vuol dire che ha fatto i suoi 6 anni di medicina, perché è pesante studiare medicina, impegna moltissimo ed è una grande responsabilità. Poi questo replica gli anni della laurea, perché ci vogliono 5 anni per specializzarsi in medicina interna. Ebbene, per la Regione del Veneto e per lo Stato non è ritenuto idoneo a fare il medico di medicina generale, il medico di base. Mentre per la Regione del Veneto e per le regioni italiane, secondo queste delibere, un medico non specialista viene ritenuto idoneo ad andare in trincea, laddove ci sono i casi più complicati, pronto soccorso, che poi dicono codici bianchi e codici verdi, ma questo lo vedi alla fine di un processo diagnostico, non lo vedi all'inizio. Uno ti può essere codice bianco, ma le patologie sono subdole, e poi magari ti muore per emorragia subarachnoidea o per qualsiasi altra patologia e magari la mandi a casa. Ma come stiamo organizzando? C'è la volontà politica di andare via dall'ospedale. Perché quando i medici ospedalieri sono valorizzati così poco e scelgono quindi altre strade per andarsene via all'estero, in ospedali convenzionati dove sono gratificati molto meglio e una qualità della vita migliore, le denunce chi le prendono? Gli amministratori che fanno le delibere oppure i medici del pronto soccorso? La maggioranza delle denunce li prendono i medici ospedalieri, quelli che vanno in sala operatoria, che hanno un alto peso assistenziale, un alto rischio clinico, per cui scommettono sulla vita del paziente, sono preparatissimi, però c'è sempre il rischio, per cui sono sempre chiamati in causa, più degli altri attori della sanità. Ma se andiamo di questo passo è chiaro la volontà politica. La volontà politica di questa regione è picconare il sistema pubblico ospedaliero. Non solo di questa regione, perché adesso per tutte le regioni, è chiaro, ma non si può avere una sanità a basso costo. Perché Padova, caspita, insomma, uno che ti fa i trapianti, uno che ti fa il trapianto di cuore, che fa il cardiochirurgo, che fa il neurochirurgo, tu devi valorizzarlo. Se tu vuoi vincere il campionato, cosa prendi? Le scartine o prendi gente che è preparata, competente, con anni di esperienza? Ma devi anche gratificarla. Ma poi do anche un'altra notizia che probabilmente voi non conoscete. Vedete, noi come stipendio nostro di medici, io poi sono uno che sono nato nell'ambiente pubblico e veramente sono amareggiato di quello che sta succedendo. Ho scritto anche in regione, ho scritto al Presidente Zaia nelle funzioni di Presidente dell'ANPO, spiegando anche queste ragioni. Ma nella regione del Veneto, la regione del Veneto distribuisce dei fondi per i medici. Che sarebbero, per farvi capire, i fondi di posizione. Cioè, cosa vuol dire? Che a secondo l'incarico che tu hai, no? Tu per esempio sei primario, sei uno specialista, hai un'elevata specialità, sei all'inizio della carriera, insomma ogni medico ha un incarico e a secondo questo incarico la regione dà un'integrazione, un fondo, questo si chiama stipendio di posizione. Bene. I medici dell'azienda ospedaliera di Padova e in verità anche i non medici, i dirigenti,
L'azienda di Padova sapete che il fiore all'occhiello è la sanità, no? Se siamo ai primi posti della sanità è grazie proprio all'azienda ospedaliera di Padova che vede i casi più complicati, più difficili. Ebbene, questi medici sono i peggio valorizzati, siamo l'ultima ruota del carro della regione del Veneto. Per fare un esempio concreto, prendiamo un cardiochirurgo di Padova, un primario. Bene, questo come stipendio integrativo di posizione prende intorno ai 16.000 euro lordi annui per questo incarico di responsabilità come primario. Bene, nelle altre ULSS, per esempio nella ULSS 9, che sono le ULSS di Verona, lo stesso primario chirurgo in un ospedale che non è l'azienda ospedaliera di Padova dove vedi i casi più complicati, peso assistenziale maggiore, ne prende fino a 50.000 di euro. Allora, è così nelle altre ULSS, cioè ULSS che vai, stipendio che trovi. Addirittura l'azienda zero, che secondo la nuova riforma che c'è stata, questa insomma ha accentrato un po' tutta la parte amministrativa, si chiama azienda sanitaria zero, ma di sanitario solo la parte amministrativa. Ebbene, chi lavora in azienda zero prende il doppio di questi stipendi rispetto a chi lavora in un'azienda ospedaliera di Padova. Ma con quale criterio? Con quale criterio? Sono criteri che sono antichi di 10, 12, 15 anni, nel momento in cui si sono separate le ULSS, e sono rimasti tali e quali, nonostante tutte le riforme che ci sono state. Guardi, è una coincidenza sicuramente che l'assessore alla sanità è stato quasi sempre di Verona, perché l'ULSS 9 è di Verona, ma è sicuramente una coincidenza, non c'entrerà assolutamente nulla. Però sta di fatto che è una i medici... coincidenza che corrisponde a un risultato. Ma non è il risultato, perché come risultato, voglio dire, l'azienda sanitaria di Padova è quella che dovrebbe essere molto... No, ma a livello di stipendi diciamo che... Come stipendi si prende la metà, addirittura un terzo rispetto ad altre ULSS. E se questa si chiama autonomia, allora credetemi, insomma, qui siamo veramente, non ci siamo come concetto dell'autonomia. Non so se perché qui è la regione che distribuisce i fondi. Allora noi cerchiamo queste risposte. No, allora non ci si può meravigliare se poi dopo un'interrogazione alla, certo, regione. È stata fatta proprio qui, ho visto in trasmissione Massimo Antonio Guadagnini che ha fatto proprio un'interrogazione in questo senso, producendo anche le tabelle, no, per le varie ULSS. Quindi non possiamo, ma non è una questione solamente di stipendio, è una questione anche di qualità di vita, perché quando sei sotto organico, perché specialisti non ne trovi, noi possiamo anche... Allora l'università e anche la regione dice non si trovano specialisti perché non ci sono abbastanza borse per la specializzazione. Ma sì, i medici li tratti in questo modo. Io posso anche aumentare le borse, ma poi questi specialisti non verranno mai, non sceglieranno mai di venire a lavorare in anestesia e rianimazione, in pronto soccorso, nelle chirurgie dell'azienda ospedaliera, ma sceglieranno giustamente altre strade, altre vie più gratificanti e con una qualità di vita anche migliore. Lei pensi che anche a livello di specializzazione, perché insomma faccio tutoraggio anche per gli studenti di cardiologia e di medicina interna, mi è capitato di conoscere una bravissima specializzanda, mamma di una bambina, ebbene la babysitter a cui affidava la figlia, insomma con contratto regolare, prendeva di più di quanto prende uno specializzando a fare la scuola di specialità di medicina. Ripeto, non esiste, non si può avere una sanità a basso costo. C'è una volontà chiara, netta, politica, e questa credo che ognuno che arriva in ospedale se comincia a rendersene conto, perché la volontà politica è quella di picconare il sistema pubblico per andare nelle case di cura private convenzionate. Non è a caso che le multinazionali hanno fatto shopping a Padova, perché tutti i poliambulatori, tutte le case di cura sono state acquistate da multinazionali. Quindi questa sta nei fatti. Quindi io credo che sia un problema, perché quando io tratto male, non valorizzo i medici ospedalieri, non è
che vanno male i medici ospedalieri, ma vanno male i cittadini. I pediatri, recentemente 6 pediatri, compresi il direttore, si sono licenziati da Campo San Piero per andare a fare lavori sul territorio o altre strade alternative. Ortopedici bravissimi si sono licenziati per andare a lavorare nelle case di cura convenzionate. Ripeto, o si valorizzano i medici ospedalieri oppure purtroppo insomma, per i cittadini, e mi rammarica questo moltissimo, perché ripeto, io credo in questa funzione pubblica, sono nato in ospedale e ormai alla mia età, insomma, voglio dire, non vado per altre strade, però sono segnali che si corrono, quindi è un messaggio che io lancio alla politica e ai cittadini. Insomma, pensiamoci, perché sono i cittadini che dovrebbero sollevarsi in questo senso. Ripeto, la politica ha enormi, grandi responsabilità, sia nella programmazione, che non c'è stata, e sia perché con questa politica del non vedo, non sento, non parlo, sta distruggendo la sanità pubblica. Beh, è un tema che noi dovremmo riprendere, magari con una serata adeguata, perché ritengo che soprattutto Padova vada a soffrire. Mi pare Treviso è trattata in maniera migliore, sempre politicamente Verona è privilegiata, e quindi noi che l'azienda ospedaliera padovana è l'azienda più importante che abbiamo a Padova, quindi, ed ha un apporto anche economico notevole. E di questo ne parliamo prossimamente. Certo, ringraziamo il professor Giampiero Ringrazio Brucio, voi, perché penso che ci sono determinate cose che i cittadini effettivamente non conoscono e non sanno, ma chi vive dentro gli ospedali, soprattutto chi vive in quei settori di trincea, insomma si rende conto. E voi avete assistito anche a come poi dopo il cittadino, avete presente, no, i fenomeni che stanno succedendo di aggressione anche ai medici e infermiere e personale, insomma. Ecco, quello è un altro problema importante. È sempre quel problema, perché se io non ho una dotazione organica, eccetera, e nonostante questa ricchezza che abbiamo sul territorio di sanità, su 100 persone soltanto 1 o 2 o massimo 3 sono codici rossi, vuol dire che c'è un uso improprio anche di questi pronto soccorso. Certo. Bene. Grazie a voi. Grazie a Giampiero Brucio, Presidente dell'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri a Padova, grazie per essere stato qua con noi. Ritorneremo, una promessa anche per i nostri telespettatori su questa problematica. Allora, adesso noi andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito, torneremo a parlare di Europa, questa volta parleremo dell'Europa matrigna che prende e restituisce. Faremo vedere come le nazioni che più si lagnano sono quelle che prendono più soldi, come mai? Certo, e noi li paghiamo. A tra poco allora, dopo la pubblicità.